Ben ritrovati con l'informazione flash di News Sicilia. Oltre 1 tonnellata di carne, stabilimento di lavorazione e commercio all'ingrosso chiuso, oltre alla sanzione di oltre 11.000 euro. È il bilancio dell'operazione del Rosso di Palermo. La carne era destinata alla commercializzazione in locali e ristoranti senza che fosse stata attuata la corretta tracciabilità. La bicicletta lanciata sulla linea elettrica mentre passa il treno. Succede alla stazione Tommaso Natale di Palermo. Il treno preso di mira dai vandali era diretto a Punta Raisi. Il contatto della bici con la rete elettrica ha innescato l'incendio. Sul posto i vigili del fuoco, si cercano i responsabili. La Procura di Catania ha aperto un'inchiesta e disposto l'autopsia sulla morte del muratore di 52 anni Vincenzo Zappalà, deceduto il 6 gennaio dopo un pestaggio ad Altarello, frazione di Giarre. A chiamare i soccorsi erano state 3 donne e anche la fidanzata dell'uomo, che era stata contattata telefonicamente proprio dalla vittima che chiedeva aiuto. Secondo uno studio della Fabi di Palermo si evidenzia un calo delle rapine alle banche, ma con importanti differenze sul territorio. La Sicilia è terza, mentre Catania si aggiudica la maglia nera, seguita da Messina e Caltanissetta. L'allarme del sindacato: corre una migliore organizzazione della sicurezza, dice Gabriele Urzì, segretario provinciale Fabi. E con questa notizia per adesso è tutto, grazie per averci seguito e arrivederci. Procar, centro assistenza autorizzato BMW e Mini, adesso anche BMW Motorrad, via George Marshall 7, Mister Bianco, Catania.